Approvati dalla Giunta Comunale i progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria di 2 cavalcavie cittadini. Si tratta del cavalcavia Camerini tra il quartiere Arcelle del Ticchiero e del cavalcavia Brusegana a ovest della città. In totale sono stati stanziati 320.000 euro. Sono interventi che servono a manutentare i calcestruzzi, la parte sottostante il ponte, quindi un intervento che darà protezione, sarà protettivo per il ponte, riconferirà al ponte anche come dire, forza e robustezza e mette al sicuro anche il traffico ferroviario evitando la perdita e la caduta di calcinacci, insomma, dovuto all'ammaloramento appunto di queste infrastrutture in calcestruzzo. Quindi un intervento che avviene nella parte sottostante del ponte che poi darà beneficio a tutta l'infrastruttura. Nessun problema alla circolazione stradale durante l'apertura del cantiere. I lavori potrebbero interferire con il traffico ferroviario. Approvato il progetto esecutivo, quindi adesso andiamo a bando. Per l'assegnazione dei lavori ci vorrà qualche mese, a primavera potremo iniziare l'intervento. Non appena assegnati, i lavori dureranno tra i 30 e i 60 giorni.